Allora, mi scrive Stefano Zanetta, il tuo ospite condivide l'analisi politica dell'assessore Chisso che ha dichiarato, nonostante le fatte al premio Berlusconi, il PDL, o come si chiamerà nel futuro, rimane un punto di riferimento dell'elettorato moderato perché i nostri ideali sono quelli di essere utili e di dare una mano alle nostre genti, come lo sono in passato la Democrazia Cristiana e i governi centro-sinistra con il Partito Socialista, e ripropone appunto un'immagine dell'assessore Chisso. Stefano Zanetti, che saluto perché è sempre molto presente poi la blogga. ed è molto attento a quelle che sono le dinamiche politiche della sua area, diciamo il Veneto orientale. In ordine a quell'affermazione che io non leggo adesso, ma quando sento l'assessore Chisso parlare di moderati e di rappresentanti moderati, mi viene difficile pensare che in lui ci sia coerenza nel momento in cui fino a qualche anno fa invece stava su da un'altra parte politica, cioè stava nel Partito Socialista, che certamente non era affine alla Democrazia Cristiana. Ecco, allora, non era affine. Non era affine alla Democrazia Cristiana. Non era affine. Era in governo un giorno sì, un giorno no. Anzi, il fatto che fossero al governo insieme non significa per un certo periodo che fossero affini, significa solo che avevano trovato la mediazione per stare insieme. Ma la moderazione oggi non è assolutamente rappresentata dal PDL, la moderazione in questo paese è rappresentata dal popolo che tutto sommato se ne sta buono di fronte a quelle che sono le ingerenze della politica nelle questioni personali della popolazione. Sulla moderazione, lei la conosce perché lei appunto è un uomo di confine. Io non sono un uomo di confine, io sono moderato per... No, di confine geografico. Sì, benissimo. Conoscerà, visto che lei sta sul confine tra Pordenone e Belluno, conoscerà Titti Monteleone che dice: ma smettiamola, basta, 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 uomo di parte, chi telefona, come sempre la sinistra fomenta odio. Pubblicità.